gennaio, quando l'Imperial College mette in discussione i comunicati della Cina che praticamente il virus non si trasmetteva da uomo a uomo, e praticamente l'Imperial College pubblica un report che è veramente una pietra miliare di epidemiologia e dimostra che la Cina sta mentendo. Immediatamente di ritorno a Padova chiedo che venga immediatamente messo a punto un test diagnostico. E quindi noi praticamente il 30 gennaio abbiamo primi in Italia un test che è in grado di identificare il virus. Il 3 febbraio chiediamo praticamente a tutti gli studenti di Padova che tornano dalla Cina se vogliono fare questo test. La comunità cinese poi abbraccia con grande entusiasmo questa idea, in qualche modo questa cosa finisce sui giornali e qui praticamente la regione ci impone di fermarci, perché sulla base poi tra altre cose di circolari mal interpretate del Ministero della Sanità del 23 e del 27 gennaio, che diceva che la definizione di caso impediva l'uso del test diagnostico per sorveglianza, cosa poi assolutamente sbagliata, che poi tra altre cose non è stata mai confermata. Comunque ci hanno imposto di fermarci perché noi avremmo screenato tutta la popolazione cinese e tutte le persone che tornavano dalla Cina. Sicuramente l'epidemia avrebbe avuto un'altra storia. Se pensate a tutte le persone positive che si trovano in tutti i voli che vengono e vanno da paesi epidemici, tipo che so, Brasile, India, sicuramente avrete letto sui giornali mesi fa voli che venivano dall'India con decine di persone positive a bordo totalmente inconsapevoli. Ecco, lì secondo me abbiamo perso la prima occasione proprio per mancanza di innovazione, di creatività, di vedere le cose in modo differente, di essere in qualche modo connessi culturalmente con quello che succede nel mondo. Poi, quindi noi siamo arrivati praticamente al 22 febbraio, quando praticamente viene ricoverato a Schiavonia e quando muore a Schiavonia il primo paziente di Covid. In quell'occasione la regione, presa dal panico, chiude e chiede che vengano fatti lo screening a tutti quanti, sia di Schiavonia che di Bo. Chiaramente non lo potevo fare perché ci avevamo messo appunto il test. Tenete presente che in Italia a quel tempo la capacità di fare test in Italia è di poche centinaia. Noi a Padova in 3 giorni abbiamo fatto 5.000 test, tanto per darvi un'idea di come eravamo preparati. Ecco, qui devo dire un'altra cosa a proposito dell'ospedale di Padova, che io penso sia stata una colonna della risposta alla pandemia, perché l'ospedale di Padova, e questo agli atti, credo il 31 gennaio il comunicato di crisi ordina 20 respiratori, ordina 150.000 mascherine, riempie tutti quanti i container di ossigeno e praticamente ordiniamo reagenti per 40.000 teste, che da sicuro all'epoca sembrava una cosa assolutamente esagerata. Quindi, e questo comunque grazie a questa interazione che abbiamo stabilito con l'Imperial College abbiamo creato un certo livello di preparazione. Poi quando praticamente inizia lo screening della popolazione di Vo, ci rendiamo immediatamente conto che il 3% della popolazione è positiva. Il 3% sembrava una stupidaggine, ma ai nostri occhi era un'enormità, tant'è vero che io ho ancora nei miei messaggi degli scambi con i miei collaboratori, dico, ma guardate perché mi trovo in Australia con le giorni, detto, guardate che se il 3% questa è un'enormità, perché questo fra 2 settimane è diventato 30%, e purtroppo questa notizia si è persa in quel mare di notizie, di sovrapposizioni, di allarmi, di panico. No? Mi ricordo perfettamente una conferenza stampa in cui ho insistito tantissimo su questa cosa e devo dire poi mi sono anche preso il rimprovero perché ero stato troppo allarmista. E poi un'altra cosa è emersa incredibile, che c'era il 40% degli asintomatici, nessuno ci voleva credere a questa cosa, non aveva idea che battaglia avevano fatto per spiegare che gli asintomatici erano il pericolo numero 1 e che il virus praticamente poteva diffondersi silenziosamente prima di manifestarsi. E anche questa cosa che
Poi, guardate bene che queste evidenze scientifiche sono state pubblicate su Nature, cioè più grande e più importante rivista scientifica del mondo, ma noi le abbiamo messe subito a disposizione delle autorità e della comunità scientifica italiana e non siamo stati perduti perché noi siamo stati stati e comunque diciamo lì, secondo me, nei giorni tra il 24 e il 27 si è persa un'altra occasione, perché se avessimo avuto, mi permetto di dirlo, un comitato tecnico-scientifico degno di questo nome, di fronte al 3% di casi positivi, con una capacità di trasmissione di 3, si sarebbero dovuti allarmare, anche perché poi che è successo? Se noi andiamo a vedere in alcune regioni della Lombardia, la percentuale di positivi oscilla tra il 30 e il 40-45%, quindi perfettamente in linea con quello che noi abbiamo visto inizialmente. E poi, e questa è la parte scientifica, poi chiaramente quindi non vorrei scivolare su considerazioni politiche, cioè su quello che non è stato fatto, se è stato fatto troppo presto, troppo tardi e come è stato fatto. Quindi, però ecco, io penso che noi abbiamo perso per prevenire la seconda ondata perlomeno due importanti occasioni che erano davanti agli occhi di tutti. Poi penso che dopo dalla prima ondata, e lì veramente abbiamo perso di nuovo un'altra occasione. Praticamente ci si è illusi che il virus fosse scomparso addirittura morto. E lì veramente non abbiamo fatto tesoro, perché bisogna dire una cosa: che cosa serve il lockdown? Il lockdown non serve per eliminare il virus dalla trasmissione, il lockdown serve per guadagnare tempo. Serve per guadagnare tempo. Se il tempo che si è guadagnato uno lo spreca, poi di nuovo sta nella situazione di prima, col vantaggio di aver eroso la fiducia e abusato della buona volontà di tutti i cittadini. Io penso che questo è stato fatto dopo la prima ondata, e questo purtroppo è una colpa politica di cui prima o poi qualcuno dovrà rispondere, perché quando io ad agosto avevo proposto di creare un sistema di sorveglianza basato incrementando la capacità di fare test e allo stesso tempo gli strumenti informatici, questa proposta è stata snobbata, di nuovo non è stata capita. E io penso che di nuovo adesso stiamo più o meno facendo lo stesso errore, perché di nuovo sicuramente il vaccino ha cambiato le prospettive, ma non ha risolto completamente la situazione. Perché? Perché chiaramente il virus è in continua evoluzione ed è molto difficile mantenere il passo evolutivo del virus. Noi adesso abbiamo i vaccini che hanno un'efficacia del 90-95% contro la variante di Wuhan, contro la variante europea. Adesso abbiamo dei vaccini che, corretto quello che ci dicono da Israele, ha un'efficacia tra il 65 e il 70%. E con un virus che sappiamo è ancora in evoluzione. Quindi di nuovo è stato fatto lo stesso errore. Abbiamo i vaccini e non ci pensiamo più. Ma di nuovo questo, a mio avviso, è una mancanza proprio di cultura scientifica, perché gli scienziati che hanno portato l'Italia via dalla malaria, dal colera, dal tifo, purtroppo non ci sono più. E non sono stati fatti investimenti in sanità pubblica e questa materia è stata coltivata in Italia. Quindi paghiamo le conseguenze di un disinvestimento culturale e un disinvestimento in sanità pubblica. Quindi penso questo di nuovo abbiamo fatto un'altra volta lo stesso errore, un altro lockdown sprecato e di fatto non abbiamo creato sinergia con i vaccini, perché fa altre cose. Più il virus si trasmette, più aumenta la probabilità che determinate varianti emergano. Quindi di fatto, bloccando la trasmissione con altri mezzi, aumenta l'efficacia del vaccino. È proprio una questione non solo di consenso, ma una questione matematica. Perché se uno ha un vaccino che è efficace al 70%, appunto, se allo stesso tempo utilizza dei mezzi di contrasto, guardi, adesso non voglio usare questa parola, usare tracciamento, che in Italia non vuol dire niente. Va bene? Di fatto si abbatte l'indice di trasmissione e di fatto aumenta l'efficacia del vaccino.
tutti questi concetti però sono completamente purtroppo estranei a chi finora ha indirizzato la politica sanitaria italiana. Ok, ci sono. È bene ricordarle queste cose, impararle, tenerle in memoria, capire come sono state le sequenze, come si è svolto il percorso, altrimenti in questo bailame politico e di social, eccetera, eccetera, perdiamo magari di vista il filo della narrazione. Quello che ha detto alla fine il professor Crisanti dà modo di passare alla seconda relatrice che abbiamo qui questa sera, che è la dottoressa Ornella Punzo. Lei è medica e ricercatrice, diciamo che ha una solida formazione sulla sanità pubblica, specializzata nelle malattie infettive, ha lavorato in Africa, in Inghilterra, in Gran Bretagna, non so esattamente dove, e da 2 anni è ricercatrice presso l'Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento di Malattie Infettive. E quindi è stata nel cuore del problema. Devo precisare che la dottoressa Punzo è qui a titolo personale, non è in rappresentanza dell'Istituto Superiore di Sanità e quindi non porta dati o voci ufficiali dell'istituto, ma ci racconta la sua esperienza anche lei di professionista che ha lavorato sul campo in questo periodo. E ci parla della situazione più estesa, non solo del Veneto, in Italia. Vediamo se funziona? Sì. Allora, buonasera a tutti. Stasera parlo a titolo personale, qualche anno che lavoro in istituto, mi sono trovata a lavorare nel Dipartimento di Malattie Infettive nell'Istituto Superiore di Sanità mentre è scoppiata la pandemia, quando ancora non sapevamo anzi che era una pandemia prima che fosse definita tale. Io sono in origine in realtà un internista, insomma, una clinica che poi ha studiato sanità pubblica. E proprio per il mio interesse e la mia devozione alla sanità pubblica sono molto d'accordo con il professor Crisanti, perché ovviamente la formazione, diciamo, matematica, statistica che sta dietro a tutta l'analisi delle epidemiologie delle malattie infettive deve essere associata anche a una visione più ampia e di più ampio respiro rispetto alle politiche sanitarie, i contesti in cui vengono applicati, eccetera, altrimenti ovviamente non si parla della realtà in cui si vive. Quindi sostanzialmente per parlare di quello che è successo finora, a me preme sottolineare la cornice anche politica in cui ci muoviamo, nel senso che avevo ragione perché parlo insomma con la mia voce solo, perché diciamo che tutta la situazione di problema in cui si è sviluppata lo scoppio della pandemia deriva da una genesi molto lontana di cornice neoliberista del mondo in cui viviamo in Italia, di costrizione dei servizi territoriali, di tagli sulla prevenzione e tutta una serie di cose che probabilmente il pubblico che qui ha già sentito tante volte nominare, ma che abbiamo toccato con mano nel momento in cui questa pandemia è finalmente scoppiata a casa nostra, e cosa che non prevedevamo che succedesse probabilmente. E in maniera abbastanza intuitiva per chi si occupa di sanità pubblica, i primi servizi a venire sacrificati sono probabilmente quelli meno tangibili, quelli della prevenzione, quelli di tutto quello che non è l'intervento chirurgico urgente, ma tutto quello che viene prima e che è un po' un atto di fede del cittadino, le vaccinazioni, gli screening e tutto il resto. Cosa che poi
si ripropone come problema, vedremo all'interno della fase pandemica, perché il Covid non è solo Covid, non è solo malattia infettiva, è tutto quello che ne consegue, è il ritardo nelle diagnosi di mille altre cose, quando i servizi sanitari sono intasati per i malati di Covid e non si pensa ad altro che al Covid. E tutto questo sacrifica anche la cosiddetta preparedness, quindi quello che il professor Crisanti nominava riguardo a mettere in atto i test, ma anche le mascherine, eccetera, sono tutte cose che sono contenute nel famigerato piano pandemico di cui si è parlato, che diciamo che il piano pandemico non è solo un foglio di carta che va aggiornato alla data X, è anche una serie di processi che devono essere in atto e ben presenti con delle catene di comando ben chiare. E questo chiaramente non c'era. Non c'era qui, ma non c'era probabilmente anche altrove, non è solo l'Italia il problema. Però diciamo che dobbiamo prendere atto e dovremmo trarre delle conclusioni e delle lezioni da quanto è successo. Non esisteva una supply chain, non esisteva un metodo rapido di procurarsi mascherine, la cui produzione abbiamo delocalizzato a paesi che si potevano permettere di produrre beni che costano poco e che a noi non conveniva produrre e venivano prodotte soprattutto in Cina. Nel momento in cui ne avevamo bisogno non c'erano le mascherine, ci ricordiamo tutti i metodi fai da te di creare mascherine con carta da forno, più strati, eccetera. Non c'erano altri tipi di materiali, non c'era la capacità nel famoso tracciamento non esistente, nel contact tracing, c'era una mancanza anche di processare i test, non solo gli strumenti per fare la famosa PCR, ma anche gli stessi reattivi per i tamponi. Non c'era il personale educato dall'ospedale ai centri di ricerca, ai laboratori, per un numero sufficiente a far fronte a questa richiesta. Nell'ospedale c'è stata l'anestesista eroina che ha pensato al caso di Covid, perché la definizione di caso del Ministero era indietro con il tempo, ma ci dovrebbe essere un personale sanitario educato a questa evenienza, perché la preparazione deriva dal fatto, la preparedness in inglese, è essere preparati prima che le cose avvengano, non stare a rincorrere come facciamo da 2 anni continuamente in ritardo rispetto alla situazione. E da questo derivano una serie di altre cose che si sono sviluppate e che poi diciamo creano un problema anche per il futuro e che sono legate anche al mercato del lavoro per gli stessi sanitari. Noi abbiamo fatto fronte a carenze di medici che sono croniche e di infermieri, di personale di altro tipo, facendo contratti di 6 mesi a anestesisti, pneumologi, eccetera, eccetera. Abbiamo assunto in maniera sbagliata, secondo me, medici da dirigenti medici per fare il contact tracing, quando si possono assumere laici formandoli per farlo, e non è solo una questione di costi, è anche questione di reperire queste risorse umane per fare questa attività. Abbiamo fatto una serie di scelte orientate male, con persone che avevano contratti di 6 mesi che sono scaduti, sono passate altre 2 ondate del Covid nel frattempo e queste persone se ne sono andate, ne sono arrivate di nuove, vanno reclutate in continuazione, senza minimamente avere una minima lungimiranza nel pensare più a lungo termine. Cioè ci sono carenze strutturali nei nostri ospedali, nei nostri servizi territoriali, nei nostri servizi di sanità pubblica, vanno assunte le persone, assunte a lungo termine, poi puoi assumere in più personale per un breve periodo, ma ci sono delle carenze talmente croniche che questa mettere toppe diciamo abbastanza temporanee è abbastanza inutile. E questo ha portato a scusate, volevo dire che questo deriva, come tante altre scelte, da un problema veramente grave di governance, cioè la mancanza di lungimiranza deriva dal fatto che ci sono persone poste a prendere delle decisioni importanti che probabilmente non hanno nell'esperienza né sono consigliate adeguatamente
per poter prevedere a 1 anno o 2, perché io ero strabiliata nel non essere una persona così esperta come il professor Crisanti di epidemie sul campo, che ci fossero degli esperti cosiddetti l'anno scorso che veramente non prevedevano che in autunno ci sarebbe stata una seconda ondata micidiale, quando solo a frequentare le malattie infettive in maniera tangenziale e a stare in un reparto di epidemiologia io mi rendevo conto che era matematico che questo sarebbe successo e che era criminale, che c'era chi faceva proclami a livello nazionale, a livello mediatico, contrari a queste evidenze. Questo pone un problema di governance anche a livello di Stato, cioè il controllo sui mezzi di informazione di qualche tipo e sulle dichiarazioni che vengono date al mezzo stampa sarebbe dovuto esistere in una fase di pandemia. Non è possibile che si svegliano gli enti privati o l'esperto cosiddetto o investito dalla stampa X a decidere quello che vogliono dire in quel giorno e non vengono perseguiti poi per aver fatto delle affermazioni gravi che hanno distorto la realtà e hanno anche portato delle conseguenze gravissime a livello della popolazione generale. Tutto questo purtroppo secondo me ha delle concause che vengono anche da più lontano, nella decentralizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, che diciamo, ha un'origine nella modifica, nella riforma del titolo quinto del 2001 e che era diciamo, l'unica riforma costituzionale che io avrei accolto con favore negli anni più recenti, nella ricentralizzazione della sanità. Purtroppo però è anche un sistema che è ospedale-centrico e in un articolo pubblicato da colleghi di Bergamo su The Catalyst del New England Journal of Medicine si faceva proprio riferimento alla tragedia nella tragedia di vedere questo sistema non adeguato a rispondere alla pandemia, con assenza di servizi territoriali che rispondessero anche solo al monitorare i pazienti e un afflusso indiscriminato che ha intasato facendo morire tanti a casa in Lombardia, nelle province di Bergamo soprattutto, nella prima fase della prima ondata pandemica. Un modello più centrato sulla comunità sarebbe da rifondare in questo senso. Inoltre io sono abbastanza pessimista, insomma si diceva non solo andrà tutto bene ma ne usciremo migliori, io sono abbastanza pessimista sulla mancanza di cambio di paradigma in tutta questo anno e mezzo, perché c'è stata una mancanza, diciamo una scelta di mancanza di investimenti anche in diciamo, scelte semplici e non troppo costose che potevano essere fatte. La messa in sicurezza delle scuole, dei luoghi pubblici, nel fornire mascherine FFP2 non solo chirurgiche negli ambienti pubblici, negli ambienti per esempio dove lavorano, come dove lavoro io, più di 2000 dipendenti, nel creare sistemi di aerazione adeguati, nell'implementare i trasporti, quando anche solo qui in Veneto prendere un regionale è pieno e non c'è distanziamento minimo, i posti sono tutti uno accanto all'altro, solo sulle frecce che si pagano caro se c'è distanziamento i posti a scacchiere. È un'educazione passativa, secondo me, che andava fatta nei posti pubblici, nelle scuole, per insegnanti, per studenti, per tutti, perché una delle prime diciamo, operazioni che poi paga a distanza nella sanità pubblica è un coinvolgimento della popolazione nelle decisioni che vengono prese. E questo non è stato minimamente fatto, e ci tornerò dopo, nello spiegare la validità degli interventi che volevano essere fatti e il perché si prendevano certi interventi. Quando si tratta di cittadini da ebeti o da bambini piccoli a cui si spiegano delle ricette semplificate e si dice devi fare così e nessuno poi controlla cosa venga fatto, secondo me i risultati possono essere solo disastrosi. Il risultato è che abbiamo comunque 128.484 morti a ieri,
non ci diciamo più i numeri perché non abbiamo più le conferenze stampa giornaliere della protezione civile, ma abbiamo cumulato decessi su decessi, con un'età mediana che è scesa, una variante che infetta più i giovani e anche i bambini, e non parliamo più di nulla perché c'è la volontà di far ripartire tutto, riaprire tutto e non pensare ai problemi che invece possiamo affrontare fattivamente nelle pratiche. Grazie Ornella Punzo che ha messo proprio il dito su tanti problemi, tante cose che sono successe e anche qui dobbiamo ricordarci questo. Lei ha parlato molto della governance, ecco, faccio una riflessione e adesso anche allargare un pochino lo sguardo a questo problema di governance che c'è stato non solo in Italia, ma anche nel resto d'Europa e forse del mondo. E questo lo chiediamo a Nicoletta Dentico, che anche lei è una persona incredibile, giornalista e scrittrice, ha lavorato per molti anni con ruoli di responsabilità in diverse ONG, tra cui direttrice di Medici Senza Frontiere Italia, e ha lavorato e lavora tuttora per molti organismi internazionali come la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità e la Society of International Development, ecco, di cui magari ci parlerà lei se riesce, perché gli argomenti ne ha veramente tanti da porci sul tavolo e sono veramente di grande interesse. È uscito da quest'anno anche un suo libro che si chiama Geopolitica della sanità, Covid-19 e la sfida pandemica. No, cosa ho detto? Covid-19, Organizzazione Mondiale della Sanità e crisi pandemica. E vorrei anche che ci parlasse un attimino in questo ruolo internazionale anche quello che ha avuto proprio l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Prego. Grazie, grazie Vito per il fatto di essere qui e buonasera a tutte e tutti. Diciamo che chi mi ha preceduto ha già proiettato nel contesto italiano tutta una serie di questioni, di quesiti, di contraddizioni che appunto non riguardano evidentemente solo l'Italia. David Coleman nel piccolo libretto che ho letto anch'io dice che abbiamo avuto forse poca creatività. In realtà c'è il panel indipendente dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che è uscito con un rapporto lo scorso maggio, il quale sostiene che di fatto questa crisi del virus Covid-19 non sarebbe mai dovuta diventare una pandemia e che il mondo aveva tutti gli strumenti legali, tutte le competenze e gli strumenti anche tecnici per far sì che il contagio restasse circoscritto geograficamente e non diventasse quella che è probabilmente la vera, prima, grande e reale, concreta pandemia della storia della medicina, visto che è, credo, la prima volta nella storia umana che un virus riesce a lambire tutte le parti del mondo, cosa che non era successo neanche durante il corso della cosiddetta pandemia spagnola del 1918, così come non è avvenuto neanche a questi livelli con pandemie che abbiamo conosciuto, abbiamo anche attraversato, come quella dell'HIV/AIDS, che è vero che ha colpito molte parti del mondo, ma non tutto il mondo come è successo con il nuovo coronavirus, che poi ormai tanto nuovo non è ormai, no? Siamo a 20 mesi
Non ci dimentichiamo peraltro che noi non abbiamo ancora capito davvero come è nata questa storia, no? In primis. E questo è già di per sé un problema di governance. C'è tutta la questione tra Cina e Stati Uniti, no? Il grande dissidio profondamente geopolitico che non ha niente a che fare col virus, tra l'altro, su come è scaturita questo primo focolaio. Al di là delle carenze enormi che sono anche emerse da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che devo dire il professor Crisanti ha criticato da subito. Io all'inizio non ero d'accordo con lui quando, no, giustamente enormi contraddizioni, va detto che l'OMS ci è arrivata completamente sguarnita di qualunque autorevolezza, di qualunque sostegno finanziario, di qualunque supporto dei governi. Anzi, abbiamo visto un OMS che in un perfetto atto di maramaldismo globale è stata il terreno di scontro tra governi che si stanno facendo la guerra fredda sulla digitalizzazione del pianeta, no? E che hanno trovato in questo virus un'occasione per giocare la loro guerra fredda nel campo della salute in un tempo pandemico. Quello che diceva prima il professor Crisanti, che non esistono più gli scienziati che hanno questa visione, diciamo, olistica o hanno questa capacità proiettiva, no? di mettere insieme tutti i pezzi in una visione olistica del problema, perché purtroppo veniamo anche da 4 decenni di specializzazioni e di studi molto specialistici, frammentati, che fanno sì che tutti sono molto competenti di un piccolo spicchio di sapere, ma perdono spesso la visione globale delle cose. Non abbiamo neanche più i governi che c'erano un tempo, che sapevano benissimo, potevamo anche essere acerrimi nemici, ma nel momento in cui c'è da combattere un virus si collabora, porca miseria, perché non ce lo possiamo proprio permettere di non collaborare. E invece con Covid-19, oltre alla pandemia, gli stati si sono fatti la guerra dentro l'unica organizzazione pubblica internazionale che è deputata a definire politiche globali sulla salute. E quindi, anche se mi faceva arrabbiare all'inizio il professor Crisanti quando attaccava l'OMS, però ha ragione. Cioè, ha ragione e tuttavia tutta questa, diciamo, indebolimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è il primo problema di governance, per cui, tanto per dirne una, solo il 5 giugno del 2020 l'OMS ha dichiarato che le mascherine erano utili. Ed è evidente che questa cosa delegittima l'organizzazione. Ma al di là di tutto questo, noi ancora davvero non sappiamo neppure in Italia come è arrivato questo virus. Se è vero, come è vero, che alla luce degli studi che abbiamo avuto finora, a Milano, tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre 2019, già si erano dati dei casi che sono stati evidentemente con una notevole approssimazione medica sdoganati come virus non meglio identificati, ma erano già Covid. A Parigi, nelle acque reflue, il Covid, il SARS-CoV-2 era già presente alla fine di ottobre. A Barcellona, nelle acque reflue, era già presente nel marzo del 2019. Quindi c'è tanta geopolitica, ma da un punto di vista, come dire, di curiosità epidemiologico, di studio retrospettivo di come è scoppiata questa pandemia, noi ancora diciamo, l'origine, l'inizio di questa storia non l'abbiamo più, non ce ne curiamo più, e soprattutto in Italia. Io questo lo annovero come un altro errore, che si è smesso di cercare veramente fino in fondo quali sono state le vicende che hanno portato Covid-19 in Italia, al netto di tutte le osservazioni che faceva il professor Crisanti prima, cioè di passeggeri che giravano
di positivi non identificati, di non sintomatici, per cui abbiamo intercettato il virus solo perché una donna Malara, la dottoressa Malara, si era assunta tutte le responsabilità personali e ha fatto il test a Mattia appunto alla fine di febbraio. Quindi, cioè, per caso, no? È un po' una coincidenza un po' strana. Quindi il problema di governance esiste in Italia, ma esiste evidentemente anche a livello internazionale. Basti dire che, tanto per buttarla un po' provocatoriamente, la comunità internazionale tutta ha deciso di rispondere e di rispondere a questa pandemia affidando il sostanziale controllo, vuol dire, la sostanziale identificazione delle soluzioni internazionali e il controllo operativo di quello che si faceva in nome di una cosiddetta cooperazione internazionale, ha deciso di affidarlo a quei partenariati pubblico-privati, in buona sostanza controllati da attori della filantropia globale come Bill Gates, i quali hanno avuto delle idee nel vuoto di responsabilità e di collaborazione pubblica da parte degli stati. Le idee che sono state concepite a Seattle dalla Fondazione Bill e Melinda Gates sono state portate all'OMS, che non avendo nient'altro sotto mano le ha prese, e noi ci ritroviamo con un impianto internazionale di collaborazione della comunità internazionale sul Covid che è costruito su dei prototipi fatti appunto da attori privati, Bill Gates, in collaborazione con le aziende private, e di fatto abbiamo dato ad attori pubblico-privati, a delle partnership pubblico-private che sono, da un punto di vista legale, enti di diritto privato, che fanno contratti, non fanno trattati, quindi i loro contratti non li può vedere nessuno. Abbiamo affidato a questi partenariati pubblico-privati la costruzione e la gestione della ricerca e sviluppo e distribuzione dei vaccini o dei diagnostici o delle terapie nel mondo. Così è nato ACT Accelerator, ACT è Access to Covid Tools Accelerator, cioè un acceleratore che doveva raccogliere i soldi e spingere la ricerca e sviluppo di nuovi rimedi contro Covid, perché è la prima volta che il mondo è trovato di fronte a un virus completamente sguarnito di qualunque rimedio contro di esso, e inoltre la distribuzione, l'approvvigionamento di questi rimedi nel mondo. Abbiamo quindi il primo paradosso, la prima disfunzione di governance, è che abbiamo affidato ai privati, nelle loro diverse forme filantropiche o corporate puro, la gestione di questa storia, con i finanziamenti pubblici però, con i finanziamenti nostri, ok? Con i finanziamenti di noi che abbiamo pagato le tasse, che paghiamo le tasse. L'altra questione problematica della governance è che di fatto, avendo fatto la prima scelta, quella che noi oggi viviamo, che vediamo, nonostante la stucchevole retorica che sentiamo ripetere in maniera ossessiva, mantrica, non vuol dire più niente tutta questa frase, leave no one behind, non lasciare nessuno indietro. Ecco, se c'è un tempo in cui stiamo lasciando tutti indietro e le ultime vicende afghane non sono che, come dire, una piccola rappresentazione in chiave militaristica di quello che stiamo facendo in generale, se c'è un tempo in cui stiamo lasciando pezzi significativi dell'umanità behind, indietro, è proprio nella lotta contro questa pandemia. Noi ci ritroviamo in una situazione in cui circa 5 miliardi di dosi di vaccini sono stati somministrati, il 16% della popolazione ha avuto questi 5 miliardi di dosi di vaccini,
Pensate che in tutta l'Italia sono state somministrate più dosi di vaccini di quanti non siano ancora oggi disponibili in tutto il continente africano, che ha 900 milioni di persone quasi, e nel sud globale, in tutta quella parte di mondo che non sono i 16 paesi che si sono accaparrati sostanzialmente 5 miliardi di vaccini, solo l'1,3% della popolazione ha avuto la prima dose. Io dico sempre, quindi mi dovreste sentire anche senza, ho sempre la voce alta. Quando stavo a Medici Senza Frontiere mi avevano messo tra la cucina, il bagno e la sala riunioni, perché era impossibile starmi vicini, tu lo ricorderai. Quindi, dicevo, il sud del mondo, che ha una certa quantità di paesi, ha ottenuto solamente l'1,3% della popolazione ha ottenuto la prima dose. La prima dose. In Etiopia, che è il paese del direttore generale dell'OMS, dove ci sono 111 milioni di persone, 2 milioni di persone hanno avuto la prima dose. Quindi, come dire, neanche lui è riuscito, no? Dove tra l'altro c'è anche una situazione notevole. Allora, uno deve chiedersi che mondo è quello in cui siamo così epidemiologicamente folli da permettere una situazione di questo tipo. Se andate a guardare uno strumento che è stato creato recentemente ed è stato creato dall'OMS, dal Fondo Monetario Internazionale, si chiama il Covid Vaccines Supply Tracker, cioè fa il tracciamento, quello sì, delle dosi, degli approvvigionamenti sicuri o attesi di vaccini in tutto il mondo. Bene, se andate a vedere le cifre a oggi, questo supply tracker vi dirà che ci sono alcuni paesi, segnatamente il Canada, la Nuova Zelanda, l'Australia, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, dove sono stati accantonati vaccini per una percentuale di popolazione che va dal 200% al 400%. I vaccini non durano per sempre, i vaccini poi scadono e noi siamo in questa situazione folle in cui abbiamo accatastato i vaccini a casa nostra e stanno in scadenza prossima, ma il resto del mondo i vaccini non li ha. Oggi parlavo con una mia, non è una mia collega perché lei è stata una importantissima rappresentante della salute pubblica in Sudafrica, la quale mi raccontava che stanno venendo fuori, poi magari il professor Crisanti la sa molto meglio di me questa cosa, nuove ipotesi di varianti dal Sudafrica, oltre a quella che abbiamo già conosciuto, e lei mi diceva, Nicoletta, la situazione è assolutamente disastrosa. In Sudafrica, che è il paese che ha, diciamo, forse il sistema sanitario più articolato di tutto il continente africano, dove oggi Pfizer sta producendo dei vaccini che sta di nuovo esportando in Europa. Quindi questa è la seconda follia di governance. Mi fermo tra poco perché la cosa folle è che in questi 10 mesi, 9 mesi di possibilità di avere vaccini, cioè diciamo da gennaio, metà di gennaio ad oggi, la forbice della disuguaglianza di accesso ai vaccini sta aumentando, nel senso che i paesi a basso reddito, sempre secondo calcoli che sono stati fatti a livello scientifico, riusciranno ad avere in Africa i vaccini solo nella metà del 2023. E noi sappiamo che questo, oltre a produrre una quantità enorme di possibili perdite di vite, significa anche da un punto di vista delle altre due crisi che sono legate a Covid, cioè la crisi della fame e la crisi sociale, quindi la crisi economica, produrrà un impatto anche a volerla vedere, come dire, con il dollaro nella pupilla in termini di soldi, un disastro di miliardi di dollari. Quindi è un problema estremamente serio. Non ne usciremo così. Dice, noi siamo ancora pronti. No, sono passati quasi 2 anni e purtroppo
scopriamo che non siamo ancora pronti e continuiamo ad avere la retorica delle lezioni apprese da Covid, ma come appunto chi mi ha preceduto racconta per l'Italia e come possiamo vedere anche dai dibattiti che esistono in Francia, in Spagna, ma nella stessa Australia, ma negli stessi Stati Uniti, noi ci ritroviamo che non solo Biden ha il problema dell'Afghanistan, non solo Biden ha il problema della diciamo, ripresa comunque di un contagio e dell'ospedalizzazione con tutte le discriminazioni diciamo, di etnie che abbiamo visto negli Stati Uniti finora, ma nel Congresso americano sta anche per passare, deve anche essere in questi giorni discusso un decreto per mandare via, per sfrattare dalle case che sono state diciamo sospese, il cui pagamento degli affitti è stato sospeso in tutto il 2020 per via dell'emergenza sanitaria, stanno per sfrattare 200.000 persone che sono in genere le persone delle fasce meno abbienti della società americana. Perché Covid, e mi fermo qui intanto, che io lo dico molto provocatoriamente, me ne rendo conto, ma che non ho mai voluto sposare questa immagine del nemico, questa immagine bellica, questa rappresentazione assolutamente trita e ritrita, senza alternative se non quella della metafora militare. Io trovo che Covid, cioè che SARS-CoV-2, scusate, che questo virus che fa parte della vita e fa parte di noi, sia una straordinaria occasione pedagogica che l'umanità ha, non soltanto perché il virus ha fatto venire al pettine tutti i nodi che già conoscevamo, non solo quello della sanità, non solo quello degli spillovers costanti dall'inizio del millennio e della costante devastazione della natura, devastazione delle foreste, devastazione della biodiversità, per cui uno dei più grandi problemi, tanto lo anticipo, è che noi dopo 20 mesi siamo ancora convinti che saranno i vaccini a tirarci fuori da questa storia, quando noi sappiamo che il primo fondamentale vaccino su cui dovremmo concentrarsi è quello della biodiversità, evidentemente, quello dello smettere immediatamente di devastare il pianeta, perché crisi climatica, l'emergenza sanitaria dell'umanità è esattamente speculare o diciamo riflette l'emergenza climatica, l'emergenza del pianeta. Quindi la questione è enorme e abbiamo questa retorica delle lezioni apprese e io non sono molto d'accordo con Quammen quando dice abbiamo mancato di creatività. No? Io penso che il problema fondamentale sia la resistenza a ogni forma di cambiamento rispetto agli errori accumulati nell'impianto economico, nella gestione della globalizzazione senza regole, nella finanziarizzazione dell'economia, che ci ha portato a tutto questo. I segnali, le avvisaglie le avevamo avute anche prima, a partire da SARS nel 2002, non abbiamo voluto capire la lezione, continuiamo a non volerle capire, se è vero come è vero che la comunità internazionale si sta preparando a un trattato pandemico, sta per negoziare un trattato pandemico, che è una forma, diciamo, di nuova strategia per creare quest'idea della sicurezza sanitaria, che è esattamente il contrario di tutto quello che è stato spiegato prima, la democratizzazione della salute, una salute che coinvolga le persone, che coinvolga le comunità, a partire dal tracciamento delle comunità, evidentemente, che riesca a far sentire tutti responsabili e protagonisti, con questa idea un po' neanche tanto implicita, anzi abbastanza esplicitata, che dobbiamo difenderci dai cinesi, da tutti coloro che continuano a produrre questi episodi virali, rispetto ai quali noi nel nord del mondo ci dobbiamo proteggere e tutelare, e io penso che non è la soluzione dei problemi, anche perché insomma, se facciamo un trattato pandemico ma continuiamo a fare le fesserie che facciamo, a partire dall'idea di non voler liberare la scienza e la conoscenza
perché tutti possano accederne e possano produrre evidentemente i vaccini, i diagnostici, tutti i prodotti che servono contro Covid, io credo che non c'è trattato pandemico che tenga e non ne usciamo se manteniamo esattamente le stesse regole del gioco che fanno sì che gli interessi economico-finanziari continuino ad avere la meglio. Non c'è niente di più straordinario di una politica dell'emergenza. Naomi Klein ce l'ha già perfettamente raccontato anni fa in un libro non abbastanza, secondo me, valorizzato, e questo è esattamente il tempo che stiamo vivendo. Quindi abbiamo bisogno di questi dibattiti perché non ci possiamo arrendere alla securitizzazione della salute e alla, diciamo, sconfitta anche della democrazia su scala globale. Grazie. Che non eravamo pronti, l'abbiamo capito, che non siamo pronti neanche adesso, dopo quello che abbiamo sentito, probabilmente è altrettanto vero. Ma siamo dentro una pandemia 1 anno e mezzo, io non sono esperta, ma mi hanno detto che durano anche un po' di più. Ma ecco, questo per dire che, vabbè, noi speriamo, ecco, che sia finita oggi, invece qualcosa in più purtroppo durerà. E a questo punto però sentiamo cosa ci potete raccontare su, aiutarci anche a fare chiarezza, ecco, su quello che ci resta da fare per cominciare veramente a imparare, a essere pronti a difenderci, a gestire questa pandemia. Io tornerei al professor Crisanti chiedendo, le do, ce l'ha. Funziona, sì, ecco, funziona. Noi siamo sommersi in questo periodo in tutta una serie di notizie, dibattiti, discussioni sul Green Pass, l'obbligo vaccinale, la terza dose. Non si parla più di tracciamento, mai, vero? Vorrei che lei ci spiegasse anche questa cosa. Non si parla più di tamponi. Se mi ricordo, lei aveva fatto anche una ricerca dove si evidenziava che i tamponi rapidi non erano poi così efficaci con la variante, avevamo ancora la variante inglese, ma e adesso con la variante da Delta che fine hanno fatto? Ecco, tante cose così, ma soprattutto che strada prendiamo per incamminarci su un cammino positivo? Ma guardi, io vorrei fare 2 considerazioni, una però globale e un'altra locale all'Italia. Di carattere globale voglio un attimo riallacciarmi a quello che ha detto il Presidente, perché penso che vada fatta una riflessione di carattere generale, perché non è che l'Italia esce da questa crisi da sola. Cioè, questa veramente è un'illusione che dobbiamo proprio levarcela dalla testa. Noi non possiamo permettere che paesi come l'Africa o come i paesi con poche risorse rimangano senza protezione vaccinale, perché questo avrà un costo sociale immenso per loro, ma allo stesso tempo sono degli incubatori e generatori di varianti. Cioè, è una cosa che assolutamente non ci possiamo permettere. Quindi io credo che una delle priorità per il futuro sia quella di creare le condizioni per vaccinare quante più persone nei paesi con poche risorse economiche. Ora, io personalmente ritengo che questi vaccini non siano nemmeno lo strumento ideale per questa strategia. Pensate che questi vaccini hanno bisogno di 2 dosi. La maggior parte dei paesi a basso reddito non ha l'anagrafe. Quindi praticamente fare 2 dosi è già un problema organizzativo gigantesco, enorme. Molti di questi vaccini hanno bisogno della catena del freddo, addirittura dell'ultrafreddo. Ci sono in Africa soltanto 600 milioni di persone in cui avere l'acqua potabile a disposizione è un miraggio e non hanno accesso all'elettricità. E stiamo pensando di dare un vaccino che ha bisogno della conservazione a meno 20 o a meno 80.
le risorse pro capite per sanità pubblica in Africa sono $20 a persona, cioè qua un vaccino Pfizer costa circa $20, quindi noi abbiamo bisogno teoricamente di un vaccino a singola dose, un vaccino che costi $0,50 e un vaccino che non abbia bisogno della catena del freddo. E guarda caso, vaccini come questi sono quello antipolio e antivaiolo, gli unici che ci hanno permesso di debellare malattie quasi completamente. Quindi io penso che una delle priorità assolute è proprio cambiare paradigma sul vaccino. Bisogna sviluppare e finanziare una nuova generazione di vaccini, perché i vaccini che abbiamo noi sono vaccini per ricchi. Noi siamo dei grandi privilegiati ad aver avuto accesso a questi vaccini, ma penso che abbiamo il dovere di chiedere ai nostri politici e di chiedere alla comunità internazionale di investire in una nuova classe di vaccini. E questa, diciamo, è la considerazione di carattere così generale. Per quanto riguarda invece così le considerazioni qui che riguardano un po' più il nostro paese, quello che ci aspetta in autunno fondamentalmente dipende da 3 fattori. Su alcuni possiamo agire, su altri un po' di meno. Il primo è sicuramente il numero di persone vaccinate. Sicuramente più persone vaccinate ci sono, anche con tutti i limiti di questi vaccini, sicuramente meno trasmissione c'è. Comunque dimentichiamoci di raggiungere la cosiddetta immunità di gregge, perché con un virus che ha un indice di trasmissione di 6, un R0, questa parola magica che avrete tutti quanti imparato adesso, significa che l'85% della popolazione deve essere protetta, non vaccinata, protetta. Se è vero come è vero che i vaccini proteggono al 70-75%, significa che anche vaccinando il 100% della popolazione avremo a livello di protezione di popolazione il 75%, quindi un indice di protezione assolutamente insufficiente. Quindi bisogna incominciarci a dire la verità e dimenticare questa retorica marziale che ci ha accompagnato in questi ultimi mesi. Va bene? Questa è la prima cosa. Comunque, più persone si vaccinano, sicuramente meno trasmissione c'è. L'altra variabile è la durata della vaccinazione. Un conto è se la protezione dura 8 mesi, un conto è se dura 2 anni. Cambia completamente l'impegno del sistema sanitario, cambia completamente anche la prospettiva di controllare la malattia. E i dati che ci vengono da Israele, che è stato il primo a vaccinare, ci dicono che probabilmente la durata della protezione del vaccino nelle persone fragili è intorno agli 8 mesi, ai 7-8 mesi. E questa è una delle ragioni che stanno cominciando a vaccinare con la terza dose in Israele, proprio perché hanno visto che le persone che si sono vaccinate a dicembre si stanno ammalando. E non nascondiamocele, a fine anche gravemente. Quindi il terzo aspetto sono le varianti. Questa è purtroppo una minaccia continua, più trasmissione c'è, più aumenta la probabilità che emergano varianti. Non solo, è stato citato il Sudafrica, come il Sudafrica è di nuovo un altro, diciamo così, bollitore di varianti, per una ragione molto semplice, perché è un paese che ha fatto tante vaccinazioni, ma non c'è una copertura sufficiente per bloccare la trasmissione, e quindi l'immunità della popolazione non è sufficiente a bloccare, ma è sufficiente a stimolare varianti del virus resistenti alla vaccinazione. Purtroppo è quello che sta accadendo, per questo è importante vaccinare tante più persone possibili, perché a questo punto se la vaccinazione se la protezione non è sufficiente, chiaramente il virus si seleziona contro una barriera che non è sufficiente a bloccare l'emergenza di varianti resistenti. È come dover fare una terapia antibiotica con basso dosaggio di antibiotici, si selezionano batteri resistenti agli antibiotici. Quindi sicuramente, ecco, come questi 3 fattori si incrociano l'uno con l'altro, determineranno l'evoluzione dell'epidemia quest'autunno. E chiaramente se noi facciamo affidamento soltanto sul vaccino rischiamo di arrivare un'altra volta a mani nude contro questa epidemia. Se non accompagniamo
lo sforzo della vaccinazione con un tentativo serio di bloccare le catene di trasmissione, avremo un inverno e un autunno o un inverno che sicuramente non sarà magari uguale a quello dell'anno scorso, ma non sarà nemmeno rosa e fiori. Ecco, questo ora abbiamo parlato di tracciamento, il tracciamento, ecco, io penso che il nostro sistema sanitario di prevenzione non sa che cosa significa la parola tracciamento, perché qui le nostre servizi sanitari locali pensano che il tracciamento sia, se c'è una persona malata, testiamo i coinquilini o gli abitanti della stessa abitazione. Questo non significa fare tracciamento. Fare tracciamento e fare interruzione delle catene di trasmissione significa fare un'altra cosa, significa che se c'è una persona malata bisogna testare i parenti, bisogna testare gli amici, i vicini di casa, i colleghi di lavoro. Un approccio completamente diverso che è stato utilizzato con grande successo in paesi come la Corea del Sud, Taiwan. In Vietnam, guardate, il Vietnam c'ha 90 milioni di persone, c'ha un reddito pro capite che è un decimo dell'Italia, non c'ha 10 o 15 volte meno morti dell'Italia, cioè c'è da chiedersi che cosa hanno fatto là, nessuno ce lo viene a raccontare, rimane sempre la retorica, hanno fatto tutti male, ma non è vero manco per niente che hanno fatto tutti male. Ci sono esempi anche di paesi poveri che hanno fatto benissimo, e questo bisogna dirlo, hanno fatto benissimo perché hanno fatto delle cose giuste al momento giusto. Questo tanto per dircelo, insomma, non è vero che abbiamo fatto tutti male. Abbiamo fatto tutti male chi ha perseguito un determinato modello di sanità e un determinato modello di prevenzione basato principalmente su diciamo su un sistema legato a profitti di privati. Esempio tipico è la Lombardia. La cosiddetta gemma della corona sanitaria italiana, tutta incentrata su ospedali ad alta tecnologia e ad alta capacità diagnostica, poi ci si accorge che questi ospedali privati non hanno le rianimazioni, perché chiaramente costano un pacco di quattrini le rianimazioni. Il San Raffaele c'era 4 posti di rianimazione quando è scoppiato il Covid. Questi ospedali non hanno nemmeno il pronto soccorso. Perché? Perché costa un pacco di quattrini tenere il pronto soccorso. Quindi chiaramente il modello di business è questo: io opero in cardiochirurgia, mi prendo i proventi della cardiochirurgia, poi se il paziente c'è un problema lo passo al sistema sanitario. Ecco, questo è una cosa che dovrebbe cambiare, perché questo sistema tra pubblico e privato in Italia è perverso e alimentato da politiche regionali, ahimè, che hanno un sistema di governance assolutamente inefficace. Io, guardate, sono stato in Germania, sono stato in Svizzera, sono stato in Inghilterra, non ho mai visto un posto in cui esiste un'istituzione che legifera, che nomina i dirigenti, che gestisce il budget e, guardate caso, si nomina pure i controllori. Questo ente si chiama Regione. Ecco, io penso che se c'è una cosa da imparare per noi italiani da questa crisi è rivedere completamente il sistema regionale di sanità pubblica. Sicuramente il sistema regionale ha dei vantaggi perché è in grado di interpretare le esigenze locali, ma sicuramente per avere una governance della spesa e degli interessi bisogna dividere tra chi spende e chi controlla. Personalmente alle regioni gliene darei i soldi. Sì, lo aggiungo io che lei ha parlato della Lombardia, ma non è che il Veneto sotto sotto sia molto lontano da raggiungere. Ecco. E più, ecco. E niente, se anche la dottoressa appunto vuol continuare, se trova qualcosa di, non so, qualche progetto, qualche idea che sia più lungimirante, e se no continuiamo a dire cosa almeno ci vorrebbe, che ci aiuta, perché io credo che la consapevolezza del momento che stiamo vivendo, uscire da questa idea di
una pandemia che finisce per magia o a un certo punto chissà per cosa, ci aiuta molto, ci aiuta nella vita quotidiana proprio a continuare ad andare avanti e a lottare. Si sente ora? Sì. Allora, io volevo riallacciarmi a qualche punto specifico, critico delle prime ondate, della prima fase della pandemia, per diciamo, parlare di quello che potevamo imparare e potremmo ancora imparare se volessimo, insomma. Per riallacciarmi a quello che dicevo prima, ed è stato detto anche da professor Crisanti e da Nicoletta, io penso che ci sia stato un enorme problema che tuttora si afferma, insomma, si conferma di comunicazione al pubblico. E proprio perché faccio parte anche di un ente pubblico, sono una ricercatrice, sono un medico, ritengo che affidare la comunicazione della complessità di una pandemia in evoluzione, dell'incertezza, di informazioni che cambiano continuamente, non vada affidato al medico X, al dirigente X, alla persona X. Ci vorrebbe una comunicazione decisa dal governo che impiega comunicatori della scienza che sappiano spiegare il concetto di rischio, il perché si deve usare la mascherina, a cosa serve la mascherina chirurgica o l'FFP2, che quelle di stoffa dopo un certo periodo, essendoci a disposizione le altre, forse andava detto che non andavano usate, le poste al chiuso. Tutte queste cose andavano spiegate al pubblico in maniera chiara e trasparente. E ripeto, se le informazioni cambiano continuamente, noi stessi che leggiamo gli articoli scientifici continuamente, vediamo che le certezze vacillano, le evidenze cambiano, non si sapeva se quale vaccino avesse maggiore efficacia, non si sapeva dopo il blocco del vaccino AstraZeneca come procedere. Adesso sembra che la combinazione di AstraZeneca più un vaccino di mRNA sia la seconda migliore scelta in termini di efficacia. Non era questo che sapevamo qualche tempo fa, solo un mese fa non lo sapevamo. E questo va comunicato così com'è, ma spiegando il perché sia così. Perché la scienza procede per passi e confutando anche quello che si sa e dimostrando nuove evidenze, facendo ricerca, altrimenti non sarebbe ricerca. Questo va spiegato alla popolazione, perché non è che siamo una marea di buffoni, ce ne sono anche di buffoni, però non siamo tutti buffoni che dicono scemenze tutto il giorno. Siamo persone anche che fanno diligentemente il proprio lavoro e però c'è una situazione nuova che ci è scoppiata in mano e che va, diciamo, affrontata anche tutti insieme. Invece si è creata, come al solito, anche per la natura stessa della società in cui viviamo, una contrapposizione tra tecnici e anche CTS, e governo e popolazione, adesso i Novax. I Novax sono 4 gatti, i Novax veri non esistono, cioè il fatto che la stampa dia risonanza a un gruppo della popolazione che è marginale è anche questo colpevole, e colpevole è la comunicazione. Il governo non dovrebbe fomentare questo tipo di direttrici, perché la maggioranza della popolazione italiana si vuole vaccinare. Ci sono delle sacche di persone esitanti che vanno coinvolte attraverso l'opera di medici, di comunicatori, di personale che si adoperi a farlo. E questo è un problema che c'è stato anche prima dell'obbligo vaccinale per i bambini in età scolare nel 2017. E tra l'altro, tra Green Pass e obbligo vaccinale, è preferibile probabilmente l'obbligo vaccinale, perché nel momento in cui i vaccini sono sicuri, sperimentati su centinaia di milioni di persone nei paesi sviluppati, in cui sappiamo esattamente quali effetti collaterali ci sono stati e in che misura, chiaramente il Green Pass è un po' uno specchietto per le allodole rispetto a dire nei luoghi pubblici bisogna essere tutti vaccinati, basta. In secondo luogo c'è un problema, secondo me, anche in ambito scientifico, di condivisione dei dati, e questo
diciamo, tra ricercatori, tra enti pubblici, eccetera. È un problema soprattutto italiano in questo caso, mi permetto di dire, cioè, all'estero c'è di meno questa cosa del condividere i risultati dei dati che si ricevono, della propria ricerca. Sì, però da noi è stato particolarmente pesante e io sono anche circondata da persone che dicono: ah no, i dati sono nostri perché li abbiamo ricevuti noi e quindi non li condividiamo con nessuno che voglia analizzarli. In questo io ci vedo molto un problema del ruolo proprio dello Stato, del pubblico, nel dirigere la comunicazione, decidendo delle scelte condivise, arrivando prima per tempo, in maniera sollecita rispetto ai problemi e non rincorrendo le scelte ogni volta. Un caso emblematico a livello di comunicativo è ovviamente il caso dello stop del vaccino AstraZeneca, prima deciso per una certa fascia d'età, poi per un'altra fascia d'età. Non si è deciso in base alle evidenze scientifiche, né si è motivato il perché si faceva lo stop, si è deciso in base a degli eventi avversi gravi e dei decessi. Questa è una decisione emotiva da parte dello Stato, che non può avvenire, dovrebbe avvenire in base a dati che vengono comunicati e condivisi e non ci può essere l'anarchia totale. Seconda dose, sì, bisogna fare il mix. Ah no, arriva dopo la decisione dell'11 giugno che la AstraZeneca si dà solo sopra i 60 anni, qualche giorno dopo, il 18 giugno, si dà libera scelta per la seconda dose. La libera scelta non può esistere in un paese civile, secondo me. Cioè, lo Stato deve dare delle direttive, deve condividere in base al parere di persone informate cosa è meglio, in base alle evidenze. Non è possibile quello che sento da parte di tante persone che conosco che vanno lì e dicono: io vorrei fare questo, allora ci firma la liberatoria e lei fa questo vaccino o quest'altro. Io penso che tante persone che conosco vogliono delle direttive chiare, non vogliono la libera scelta. E questo è un modo di deresponsabilizzare il cittadino, secondo me. Per cui c'è una specie di pendolo tra responsabilizzazione e deresponsabilizzazione. Io sento molti epidemiologi da 1 anno e mezzo a questa parte dire: i contagi crescono perché le persone si sono stancate. È vero che le persone si sono stancate, ci siamo tutti stancati di vivere in questa emergenza continua, però ci vuole la responsabilità da parte del pubblico, da parte di chi decide di prendere delle scelte anche forti, di assumersene la responsabilità sulle proprie spalle e non dire: ah, facciamo la zona gialla ma nessuno controlla, tutti entrano dove li pare come li pare, non c'è controllo di nessuna ricaduta, non c'è nessuna ricaduta su nessuno, né sui singoli né sugli esercizi. Questa è l'anarchia più totale ed è un riversare la responsabilità sui singoli invece che assumersela. Quindi paura del nanny state, ma alla fine poco nanny state, tranne che per il primo lockdown nella prima ondata. Inoltre credo che, e qua vengo all'ultima mia considerazione, le disuguaglianze sociali in Italia già c'erano ed erano acuite, erano documentate da tanti anni. Le disuguaglianze di salute sono state acuite dal Covid, per cui abbiamo la situazione in cui se non c'è responsabilità nel portare la mascherina, nel non contagiarsi anche in un luogo pubblico di lavoro, c'è chi non la porta, c'è chi la porta, esistono i focolai, eccetera, chi è più abbiente ha più capacità di farsi il test pagandoselo, curarsi, eccetera. Questa cosa viene acuita dall'INPS che adesso se ne esce con il non avere fondi disponibili per pagare le quarantene. Quindi la quarantena non sarà più malattia. Per tutti coloro che come me possono lavorare da casa in smart working, il problema non esiste, ma tutti coloro che sono lavoratori meno abbienti di me, meno privilegiati, che devono andare sul luogo di lavoro e possono contagiarsi, questa è una tragedia ed è un altro motivo di delegittimazione delle istituzioni, perché lo Stato dovrebbe tutelare i lavoratori, non dovrebbe lasciarli alla mercé del virus dicendo: vabbè, se ti contagi sei senza stipendio o non ti pago perché tanto non sei malattia. E questo rimanda al concetto che secondo me racchiude tutto questo che abbiamo detto stasera, cioè è stato nominato tante volte il concetto di sindemia
citato da Richard Horton nell'Lancet a settembre scorso, che è un concetto che viene da lontano e che vede un po' di trattare con maggiore complessità la pandemia che stiamo vivendo come concomitanza di fattori biologici e sociali che cooperano nel creare vulnerabilità ai danni degli individui che possono essere affetti da malattie croniche come ipertensione, malattie cardiovascolari, cancro, malattie respiratorie croniche, diabete, e che trovano nella situazione pandemica un ritardo nelle diagnosi, nelle cure, nell'approvvigionamento in alcuni paesi delle medicine, perché ci sono ritardi di approvvigionamento in paesi che non sono i paesi europei o i paesi ad alto reddito. E diciamo che il concetto di sindemia racchiude in sé una visione un po' più ad ampio spettro, che racchiuda le tematiche del lavoro, della scuola, dell'educazione, della tutela delle popolazioni più fragili, che possono essere gli anziani, le minoranze etniche, tutti quelli che sono più a rischio, come per esempio i lavoratori che ho nominato, i lavoratori più a rischio, in quanto lavoratori che vanno fisicamente sul luogo di lavoro e hanno meno tutele di welfare. E appunto, come è già stato detto, se le nostre società punteranno solo, come hanno fatto, sul vaccino come arma finale per la soluzione della pandemia, questo non ci farà uscire vittoriosi da questa lotta, perché c'è in ballo invece una ridiscussione delle disparità e delle disuguaglianze che insite nella nostra società, che dovrebbe invece emergere. La riflessione, scusa, precedente sul filo già tracciato dall'autoressa. Eccoli, ci sono. Dunque, oggi Ursula von der Leyen ha dato l'annuncio trionfante che in Europa il 70% della popolazione si è vaccinata. Si è vaccinata con, lo diceva il professor Crisanti molto opportunamente, con vaccini molto elitari, vaccini fatti per ricchi. E secondo me la prima questione che dobbiamo davvero, insomma, voglio riprendere questo ragionamento perché è fondamentale, dobbiamo anche chiederci e riflettere in maniera, sincera, onesta, intellettualmente onesta, come è nata questa prima generazione di vaccini. Questa prima generazione di vaccini è nata da piattaforme private, gestite ovviamente dalle aziende private, che avevano fatto ricerca, quindi piattaforme scientifiche di altri vaccini. Si è costruito il vaccino contro Covid prendendo tutta la strumentazione, la piattaforma vaccinale del vaccino, per esempio contro Ebola o contro le ultime ricerche di vaccini che sono stati messi a punto. Si è lavorato sul vaccino come singolo prodotto individuale senza pensare in un'ottica di salute pubblica ai programmi di vaccinazione. Cioè noi abbiamo concepito il prodotto senza poi pensare veramente ex ante, non ex post, ex ante, a che tipo di vaccino, che disegno di vaccino sarebbe stato necessario in un'ottica di salute pubblica per rispondere nella maniera più efficace alle necessità di fronteggiare un contagio pandemico. Perché? Perché appunto abbiamo usato le piattaforme private, si sono messe in concorrenza tra di loro, di fatto, hanno avuto i fondi pubblici e durante tutto il 2020 abbiamo visto la corsa finanziaria, prima ancora che
medica, la corsa finanziaria, gli annunci della prima, seconda e terza fase dello studio clinico per arrivare per primi ad avere il vaccino. Vaccini come appunto Pfizer, estremamente esigenti da un punto di vista degli eventuali programmi di vaccinazione, per tutte le motivazioni che il professor Crisanti ha già detto. Quando c'è stato il comitato esecutivo dell'OMS a gennaio del 2021, il rappresentante responsabile, colui che Michael Ryan, colui che segue, diciamo, la pandemia, ha detto: per noi questi vaccini sono inservibili da un punto di vista di ottica pubblica, di salute pubblica, perché appunto proprio per i motivi logistici già espressi prima, la gran parte del mondo non si può permettere una catena del freddo di meno 80 gradi, non si può permettere proprio un programma di vaccinazione. Allora, cosa dobbiamo imparare da questo? Che evidentemente sarebbe stato, allora dobbiamo ancora auspicare una seconda generazione di vaccini. In fondo, con tutti i soldi che sono stati investiti, più di 100 miliardi di dollari, non è che finisce con quelli che abbiamo qui, no? Abbiamo adesso. No, ce ne sono molti che sono nella pipeline, sono nella filiera, diciamo, della ricerca e dello sviluppo, e sarebbe assolutamente auspicabile, io sono anche abbastanza ottimista, che le future generazioni di vaccini saranno molto migliori, molto più funzionali della prima, diciamo, della prima ondata. Ma noi non ci siamo neanche immaginati però che cosa sarebbe stata la ricerca e la produzione dei vaccini se si fosse lavorato in un'ottica di scienza aperta, di collaborazione scientifica open source, di collaborazione reale tra comunità, vari gruppi della comunità scientifica, per produrre il miglior tipo di vaccino tenendo conto delle esigenze di sanità pubblica. Tra l'altro, guardate, non solo nei paesi del sud del mondo, perché neppure in Calabria hanno gli strumenti per sostenere un vaccino così esigente come Pfizer, per esempio, no? E comunque il problema non si pone solo per i paesi poveri. Abbiamo avuto difficoltà, anzi, devo dire, nella pedagogia di Covid ci sta esattamente quello che anche il rapporto dell'OMS, dell'indipendente panel indipendente dell'OMS ha detto, ovvero sia che è stata la saccianteria e l'arroganza dei paesi del nord del mondo che è stata attaccata per prima, no? Quelli che, come dire, tutto il mese di gennaio hanno guardato la Cina anche con un certo, diciamo, pregiudizio, guardando così come la Cina affrontava in maniera anche un bel po' aggressiva questo contagio, ma noi lo abbiamo guardato immaginando che da noi questa cosa non sarebbe arrivata, no? E come dice l'Independent Panel, abbiamo trascorso gennaio, ma soprattutto febbraio, nella totale inazione. Questo è un office crime, è un crimine che ha appunto poi prodotto la pandemia. Ma se noi avessimo avuto davvero una scienza aperta, immaginate che cosa sarebbe potuto venire fuori. L'Università di Oxford, nell'aprile del 2020, aveva fatto il primo annuncio che qualunque cosa fosse uscita da Oxford sarebbe stato libero, aperto, open source, perché la situazione di emergenza era così cogente, era così difficile da gestire, così imprevedibile, che le regole del gioco sulla gestione della conoscenza, sulla gestione della scienza, non potevano valere. Chi come me e come qualcuno altro si è occupato negli ultimi 20 anni di accesso ai farmaci essenziali, sa bene, lo dicevamo a Genova esattamente 20 anni fa, portando a Genova appunto i TIR e soprattutto sul loro costo e dunque sulla loro possibilità di accesso alle persone che ne hanno bisogno. È una storia vecchia come il mondo. È interessante perché
molte interpretazioni della pedagogia di Covid. Covid è arrivato nel 2020, un tempo non a caso, è un tempo che segna i 75 anni dell'entrata in vigore, diciamo, della macchina delle Nazioni Unite da una parte e i 25 anni dell'entrata in vigore dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè due concetti di multilateralismo, uno che poggia sui diritti umani, principi derivanti dall'esperienza tragica delle due guerre mondiali, e l'altro invece che poggia sul commercio e che fa diventare i diritti umani un'eccezione alla regola commerciale. Ok? Bene, l'Imperial College, dove ha lavorato il professor Crisanti insieme a Public Citizen, hanno fatto uno studio e una proiezione che, rispetto al fatto che il mondo avrebbe avuto già nel 2021 bisogno di almeno 11 miliardi di vaccini disponibili, di dosi di vaccini disponibili, noi per ora ne abbiamo distribuite 5 miliardi, sarebbe stato possibile entro la fine dell'anno avere 8 miliardi in più di vaccini rispetto a quelli messi in circolazione finora, se fosse stata adottata questa possibilità legale di sospendere i diritti di proprietà intellettuale, non solo i brevetti, ma anche il know-how, cioè come si fa i processi, i dati clinici, anche i segreti industriali, quindi tutta una gamma più ampia dei singoli brevetti che, liberando i quali, sarebbe possibile per piccoli e medi produttori di farmaci che ci sono nel mondo di riprodurre e di produrre questi rimedi. È vero che fare i vaccini non è una cosa che si fa dall'oggi al domani, sicuramente no, ci vuole tempo, ma stiamo parlando di mesi, ok? E forse abbiamo questa visione un tantinello colonialista che i paesi del sud del mondo i vaccini non li sappiano fare. Non è così. Non solo Cuba, che fa l'11% di tutti i vaccini che sono messi nel mondo, ma la Thailandia, la Malesia, l'India, tutto il programma internazionale di COVAX punta sull'India. Tra l'altro una follia puntare su un solo paese per produrre vaccini per 4 miliardi di persone. Una follia totale, ok? Esistono possibilità di produzione in Kenya, in Senegal, in Sudafrica, in Marocco, in Egitto, in Brasile, in Argentina, in Cile, programmi che spesso abbiamo finanziato noi con la cooperazione internazionale, no? L'Italia ha avuto un ruolo da questo punto di vista. Quindi si sarebbe potuto già da tempo, già da mesi, mettere in campo produzioni delocalizzate, sospendendo il monopolio della proprietà intellettuale, che è una delle peggiori disfunzioni della globalizzazione, è una delle matrici di disuguaglianza totale, okay? Di disuguaglianza totale. Bene. India e Sudafrica il 2 di ottobre dell'anno scorso hanno fatto la proposta all'Organizzazione Mondiale del Commercio di bloccare, sospendere. Loro hanno proposto per 3 anni questi diritti di proprietà intellettuale. Non c'è verso. 10 mesi che stanno lì a fare la menina e non decideranno nulla fino alla prossima conferenza dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, che è già stata stabilita dal 28 al 30 di novembre, quando naturalmente il G20, l'Organizzazione Mondiale del Commercio, la Banca Mondiale, il Fondo Monetario Internazionale, che nel frattempo è entrato nella salute, non si capisce bene con quale mandato, visto che il Fondo Monetario Internazionale di salute non ci capisce una mazza, se non quella di guardarla in termini finanziari, come se la Banca Mondiale non fosse già stata abbastanza, troveranno quale soluzione? Quella per cui daremo alle aziende che hanno i brevetti, che hanno questa conoscenza, i monopoli della conoscenza, la possibilità di fare quello che non farebbero mai volontariamente, licenze volontarie, per scegliere loro con chi andare a dare trasferimento a fare un passaggio di know-how, il trasferimento di conoscenza, fare accordi perché ci sia la delocalizzazione delle produzioni, mantenendo però loro il monopolio brevettuale, sia chiaro, il vero possedimento capitalistico intangibile, che è quello brevettuale, lo tengono loro. E noi
cosa faremo? Noi faciliteremo agevolazioni fiscali, agevolazioni commerciali perché le aziende facciano questo. Quindi avremo perso una grande occasione. E invece questa era la meravigliosa occasione per democratizzare la conoscenza e per rimettere la scienza come dominio pubblico, perché io credo che cosa dovremmo fare per il futuro, ci è stato detto prima, Covid-19 ci dice che l'intuizione con cui è nata l'Organizzazione Mondiale della Sanità è il diritto alla salute, quando nel 1948 il diritto alla salute è nato come il primo diritto umano ancora prima della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che poi è stata promulgata a dicembre del 1948, allora i politici ritennero che sulla salute si potevano ricostruire società polarizzate, divise dalle ideologie di 2 guerre mondiali, e che dalla salute si poteva partire, si doveva partire per costruire un'agenda dei diritti a tutto tondo, perché sulla salute tutti ci ritroviamo. Non siamo più, come dire, affiliazioni ideologiche o gruppi di potere, siamo persone. Bene, questa grandissima, straordinaria intuizione che ha fatto sì che nell'Europa, per esempio, proprio con i sistemi sanitari pubblici, proprio puntando sulla salute, si costruissero grandi sistemi di welfare e quindi anche giustizia sociale e quindi anche promozione e sviluppo economico oltre che sociale. L'abbiamo perso con le privatizzazioni, dare Covid ci invita a rimettere la salute al centro, non come una spesa, ma come il più grande investimento, la più grande scommessa che si può fare in una società. Ed evidentemente quando si parla di salute non si parla soltanto di prestazioni sanitarie, ospedalizzazioni, si intende un programma pensato anche con una visione strategica industriale di ricerca e sviluppo, di costruzione di piccole e medie imprese che ruotano intorno all'approvvigionamento sanitario, non solo le grandi aziende, le grandi multinazionali di Big Pharma, non solo i monopoli, ma invece una conoscenza sparsa, diffusa, attraverso la quale l'Italia, l'Europa potrebbe anche giocare un ruolo diplomatico internazionale, potrebbe giocarsi una diplomazia internazionale. È un peccato che abbiamo perso l'occasione di Covid per fare la pace. Sarebbe stato bellissimo se l'India avesse portato i vaccini in Kashmir, sarebbe stato bellissimo se Israele avesse portato i vaccini ai palestinesi, sarebbe stato bellissimo se si fosse utilizzata questa occasione che fatti tutti noi uguali di fronte al virus per fare la pace. E invece così non è stato. Io ritengo che veramente questa storia della salute al centro, della persona al centro, dei diritti umani e planetari, quindi dell'ambiente al centro, sia il grande, straordinario, meraviglioso, imperdibile insegnamento che questo patogeno ci ha lasciato e continua a volerci lasciare, perché appunto non finisce qui, resterà con noi e le varianti, le voglio leggere in questo senso positivo, sono un'altra provocazione perché cambiamo rotta e cerchiamo di capire ciò che dopo 20 mesi non abbiamo ancora voluto comprendere. Grazie. Dovremmo quindi smettere di vedere Covid solo il grandissimo nemico e sentirlo un pochino più alleato per un cambiamento. Le popolazioni indigene in questo anno e mezzo sono state quelle che per affrontare il virus lo hanno riconosciuto come parte della vita. Gli hanno dato proprio tutta una valenza completamente diversa e noi siamo anche fatti di virus. Abbiamo una percentuale minima di virus che sta dentro di noi, quindi è inutile pensare che è altro da noi, fa parte di noi e casomai il vero virus è questo capitalismo scellerato neoliberista che produrrà, è destinato a produrre altre pandemie se non cambiamo rotta. Credo che questa cosa ce la porteremo a casa stasera e ci penseremo su. Siccome il tempo vola, abbiamo anche un'altra cosa dopo. Volete fare qualche domanda? Qualcuno ha una curiosità, una domanda, non un intervento, qualcosa di... Becca, venga.
Ho appena letto il libro Il pesce piccolo del dottor Zamboni di Venezia, il quale diceva che l'Organizzazione Mondiale della Sanità non è indipendente, mentre lui aveva tutte queste aspettative. E anche lui è stato estromesso, non ha potuto vedere attuato tutto lo sforzo che aveva fatto per la realizzazione della ricerca che avevano fatto. Allora mi dico, come il dottor Crisanti dava delle indicazioni su come agire, come questo Zambon dopo questa ricerca avrebbe suggerito di operare, non c'era la volontà di farlo. Mi sembra che anche adesso non ci sia volontà di fare in pratica. Accogliamo qualche altra domanda. Sì, io ho una domanda un po' apparentemente banale, ma vista l'importanza dei temi trattati, vista l'importanza quella che quasi è stata chiamata la governance della salute pubblica, mi chiedevo semplicemente come mai secondo voi nei partiti attuali di governo e di opposizione questo, che è un pilastro dal mio punto di vista, non viene trattato e non è forse nemmeno in agenda? Non credo che la risposta sia semplice. Certi aspetti positivi e negativi della terapia del plasma di ex persone infettate dal Covid durante il primo periodo di confinamento generale. Se non sbaglio, sviluppato da medici della provincia di Mantova. Dai consensi informati risulterebbe anche che i vaccini potrebbero provocare serie conseguenze alla salute. Rischi dei vaccini e principio di prevenzione. Risposte che Inizio sul plasma. Va bene. Allora, c'è da dire che uno studio che verificasse l'efficacia del plasma in maniera obiettiva e che rispondesse a tutti i criteri di rigore scientifico non è stato mai condotto in Italia. Questo è il primo punto. Tuttavia la terapia col plasma ha un razionale, perché il plasma contiene degli anticorpi che in molti casi sappiamo sono anche neutralizzanti e hanno un'attività antivirale in vitro, quindi sicuramente c'ha un razionale scientifico la terapia sul plasma. Dal punto di vista clinico non è stato mai fatto finora uno studio con una casistica importante che permettesse di dire i pazienti trattati con plasma hanno una probabilità 8% di sopravvivere più dei pazienti non trattati, che i pazienti trattati con plasma hanno una durata della malattia minore degli altri, va bene? E questo è il più grosso problema relativo al plasma. D'altronde è anche vero che all'interno del plasma ci sono tutta una serie di anticorpi, e se è vero che gli anticorpi monoclonali hanno un leggero effetto, sicuramente probabilmente anche il plasma in alcuni casi ha avuto un effetto positivo. La differenza tra il plasma e gli anticorpi, chiamiamo così, monoclonali, è che all'interno del plasma ci sono tantissimi anticorpi
a concentrazione diversa, ognuno di questi che riconosce una parte differente del virus. Viceversa, gli anticorpi monoclonali sono tutti uguali e sono stati sintetizzati in maniera tale da riconoscere una parte del virus che invece è funzionale all'entrata nelle cellule. Detto questo, le posso assicurare che nemmeno gli anticorpi monoclonali hanno una grandissima efficacia. Lei consideri che gli anticorpi, l'unico studio veramente esteso sugli anticorpi monoclonali nei pazienti gravi della Eli Lilly è stato sospeso per mancanza di efficacia. Quindi gli anticorpi monoclonali hanno un effetto di diminuzione di 1 o 2 giorni della malattia, in alcuni casi una diminuzione della carica virale. E in più c'è una complicazione, che al momento attuale la metà dei monoclonali sono inutilizzabili perché sono stati neutralizzati dalle varianti. Quindi diciamo, questi sono l'aspetto che concerne gli anticorpi. L'altra domanda era sugli effetti negativi del vaccino. Guardi, le posso assicurare che questi vaccini sono estremamente sicuri ed efficaci. Lei consideri che, vedo che ci sono diverse persone anziane, me compreso, ci siamo vaccinati con il vaccino antivaiolo, che quello sì era un vaccino pericolosissimo. Quello è un vaccino che in ognuno ha lasciato di noi una cicatrice, è un vaccino che aveva una probabilità su 10.000 di causare un'oftalmite, cioè un'infezione dell'occhio gravissima con perdita dell'occhio. Era un vaccino che in caso su 100.000 causava un'encefalite anche mortale. Ci siamo vaccinati tutti e abbiamo sconfitto la polio. Quindi stiamo parlando questo di un vaccino che rispetto a quello del vaiolo siamo su un altro pianeta. Il vaccino della polio, lo zuccherino, che sembrava tanto innocuo, in un caso su 500.000 il virus mutava, diventava virulento e causava la paralisi. Stiamo parlando di vaccini che erano molto molto più pericolosi di questo qui. Poi guardi, non esiste nessun vaccino assolutamente innocuo su tutta la popolazione, per una ragione molto semplice, perché ognuno di noi è geneticamente diverso, ma non solo del colore dei capelli, del colore degli occhi, del peso, la seduta, è diverso per migliaia di geni che controllano la risposta immunitaria, per migliaia di geni che controllano la popolazione, la pressione sanguigna, il metabolismo. E tutti questi hanno un impatto. In più, nel caso del Covid, c'è un'altra complessità, che vacciniamo anche una popolazione estremamente eterogenea, in termini di età, in termini di malattie pregresse e così via. Io personalmente sono stupito dal fatto che questi vaccini abbiano così pochi effetti collaterali, lo dico sinceramente, piuttosto che pensare che questi vaccini siano pericolosi. Magari lavori all'istituto di sanità, poi no, confermo essenzialmente quello che è già stato detto. Se la maggior parte dei problemi avuti con i vaccini, che sono anche dei casi di pericardite documentati dopo vaccino mRNA nei più giovani, che tra l'altro si autorisolvono queste pericarditi, sono comunque anche qui delle reazioni che abbiamo guardato con molto interesse, perché questi erano vaccini appena messi in commercio. Adesso li abbiamo somministrati a tantissime centinaia di migliaia di persone e abbiamo visto appunto pochi effetti avversi, e li abbiamo anche abbastanza documentati nelle varie classi diverse di reazioni avverse. E bisogna sempre valutare il fatto, e per questo la comunicazione efficace sarebbe stata utile. Il Covid, anzi la Covid, crea molti più problemi a livello di reazione, a livello di qualsiasi apparato che noi possiamo prendere in considerazione, e causa anche effetti a lungo termine che stiamo studiando, cioè la long Covid, che è in corso di studio e non se ne parla se non in maniera molto aneddotica al momento attuale, ma è sicuro che ci sono studi su centinaia di migliaia di persone adesso, e anche nei più giovani, anche con malattia sintomatica, anche con sintomi lievi, causa anche sintomi gravi a livello neurologico, sindromi a lungo termine, quindi non è una cosa banale, insomma.
Ecco, questo che tu hai detto mi fa venire in mente una delle motivazioni che le persone non si vaccinano, cioè che hanno paura. Io rimango sorpreso che una persona abbia più paura del vaccino che del Covid, guardi, veramente è una cosa che veramente mi sorprende. Tuttavia mi sono messo nei panni di queste persone, ho cercato di veramente la persona che ha paura pensa, ma se io sto attento, magari lo prendo, se il vaccino ci devo andare, sono sicuro che me la faccio la vaccinazione. Ecco, io qui voglio rassicurare tutti, con un grado 0 di 6, in 2 anni tutti i vaccinati si infetteranno. Questo proprio è sicuro e matematico, ecco, questo non ci sta dubbio, con un virus che ha un'infettività di questo tipo, nel giro di 2 anni tutti i non vaccinati si saranno infettati. Quindi ecco, lo dico perché così quest'alibi non esiste più. Grazie. Dicevo grazie professor Pisanti. Sapendo, dai, scherziamo un po', lei ha quella fama che per me significa il fatto che lui le cose le dice in maniera seria e si verificano. Gliela diremo a chi non si vuole vaccinare. Ecco, perfetto, l'ha detto lui. Sì, io rispondo alla domanda che riguarda la storia di Francesco Zambon e il pesce piccolo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ovviamente conosco molto bene questa storia, ne ho scritto e conosco molto bene, occupandomi di OMS, quello che è successo a Francesco Zambon. Ora, che l'OMS sia un'organizzazione indipendente, io non me lo aspetto, non sono così ingenua e sono invece sorpresa dell'ingenuità di uno che sta dentro l'organizzazione che la considera indipendente, perché, come dire, un'organizzazione fatta di 194 stati membri può essere autorevole, può essere, come dire, può fare delle scelte, no? Può essere, sì, avere credibile, autorevole, ma l'indipendenza dell'Organizzazione Mondiale della Sanità è quella che viene permessa dagli Stati membri, che sono coloro che fanno l'OMS. Ora, se l'organizzazione OMS da ormai diversi anni dipende, diciamo, per l'80% dei suoi fondi da finanziamenti volontari e per circa il 17% dei suoi fondi dipende sui finanziamenti obbligatori che gli stati dovrebbero erogare ma che non erogano più, inclusa l'Italia. Nel libro che abbiamo scritto con Edoardo Missoni abbiamo raccontato come l'Italia sostanzialmente dal 2008-2009 in poi non ha più dato un dollaro all'Organizzazione Mondiale della Sanità, decidendo invece di andare a finanziare quelle famigerate partnership pubblico-private che a questo punto avrete capito non mi stanno molto simpatiche, tipo il Fondo Globale, Gavi, tutte quelle cose, tutte quelle nuove entità create da attori privati, filantropici e imprenditoriali, che sono nati esattamente negli ultimi 20 anni con la precisa intenzione di depotenziare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, perché ovviamente per un governo è molto più interessante finanziare un'organizzazione piccola, agile, che deve fare il finanziamento di AIDS, tubercolosi e malaria, che dà risultati veloci, piuttosto che finanziare un'organizzazione dove si fanno le politiche sanitarie. Noi sappiamo che i processi democratici di politica sono lenti, sono percorsi complessi, dove si mettono diciamo in dialettica interessi diversi e divergenti. Quello che vuole la Cina sulla salute è molto diverso da quella che è la visione americana della salute, è molto diversa la visione europea della salute da quella che può essere quella asiatica o quella africana o quella latinoamericana. E Covid ce le dice tutte queste cose. Giustamente lo stesso appunto rapporto
indipendente dice che la conoscenza, certe esperienze, certe tradizioni di gestione della salute in un'ottica collettiva che hanno molto pagato, per esempio in Asia, dove anche paesi senza mezzi hanno fronteggiato benissimo il Covid, tipo il Vietnam, la Thailandia e altri, vale molto di più della ricchezza, vale molto di più di una quantità enorme di tecnologia che, se poi si associa a un negazionista come Trump o a un negazionista come Bolsonaro, non serve a niente. Quindi le visioni, la salute è la politica, è l'estensione della politica per altri mezzi, come giustamente mette in evidenza sempre Amartya Sen. Non c'è niente di più politico della salute, parliamo della vita, parliamo dei corpi delle persone, e quindi è evidente che quando gli stati, quando i governi, così come hanno fatto a livello nazionale, investono meno in salute e quella pubblica e cominciano a investire nelle realtà di natura privata, noi ci troviamo l'istituzione internazionale che dovrebbe occuparsi della salute che non controlla per l'80% il suo bilancio. Sfido qualunque realtà istituzionale in questa situazione a poter affrontare una pandemia e anche ad essere indipendente. Il primo o secondo finanziatore dell'OMS negli ultimi 10 anni è stato Bill Gates, la Fondazione Gates. La Fondazione Gates ha una magnifica vocazione per i vaccini. Gates è convinto che i vaccini siano la strategia migliore per produrre salute, perché nella sua ottica imprenditoriale il rapporto tra investimento e ritorno sull'investimento è quello più promettente. Non parlate a Gates di sistemi sanitari pubblici, non gliene può fregare di meno, okay? Che è una delle più dure critiche che la società civile fa a questi attori privati che naturalmente usano i loro soldi, la Fondazione Gates non ha nessun processo democratico, quindi in 5 minuti Bill Gates può finanziare e decidere di finanziare cose che l'OMS ci mette oggettivamente tempi più lunghi. È difficile per un'organizzazione così essere indipendente, ok? Io penso però che dobbiamo stare molto attenti a buttare via il bambino con l'acqua sporca, nel senso che c'è molta voglia di liberarsi dell'OMS, perché naturalmente la spinta verso la privatizzazione della salute, la finanziarizzazione della salute, fa sì che ci sia stata una regia molto chiara per svuotare l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ibridizzare completamente le istituzioni pubbliche e metterle in competizione con le istituzioni di natura privata. Questo è un problema enorme, enorme. Quindi, così come per l'Italia chiediamo la ricentralizzazione di un sistema sanitario nazionale, non regionale, così come chiediamo una salute pubblica, una ricerca pubblica a livello nazionale, noi dobbiamo fare una forte domanda ai partiti politici, evidentemente alla stessa Unione Europea, per riprendere in mano il senso di questa organizzazione pubblica sulla salute. Noi avremo sempre più bisogno di OMS nel futuro, perché, come dire, mentre siamo ancora nelle beghe di Covid-19, ci sono altre pandemie che si muovono tra di noi, di cui si parla poco, ad esempio la resistenza agli antibiotici, che è un fenomeno gravissimo, ma se non cambiamo rotta ci stiamo preparando anche le pandemie del futuro. Quindi Covid ci ha insegnato che è solo la leva pubblica, è solo l'intervento della funzione pubblica che può fronteggiare una pandemia, per i motivi che diceva Crisanti prima, cioè che gli investimenti privati non vanno là dove c'è il rischio, vanno dove c'è solo profitto. Quindi Covid, tra le sue molti insegnamenti, ci dice che è il governo, anzi la responsabilità governativa piena, densa, intensa, che può produrre la risposta a un'emergenza sanitaria. Le regole esistevano tutte, cioè il regolamento sanitario internazionale che è stato creato nel 1969, rivisto nel 2005, dopo SARS, e i governi avrebbero dovuto adempiere a quelle regole, 148 ore, dare tutte le comunicazioni, dare tutti i dati, la stessa OMS recepire i dati che arrivavano. Purtroppo l'OMS non ha voluto recepire la notizia che arrivava dall'Istituto
di ricerca pubblico di Taiwan il 31 di dicembre del 2019 che già parlava della trasmissione interumana di Covid, di SARS-CoV-2, del virus, scusate, di SARS-CoV-2. Siccome c'è un problema geopolitico che riguarda Taiwan, che la Cina non riconosce come uno Stato indipendente, ma che il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite non riconosce come uno Stato indipendente, l'OMS si è permessa di non ascoltare quello che Taiwan, che vedi caso è il paese al mondo che sa rispondere meglio alle epidemie, alle pandemie in tutto il mondo, è stato uno dei problemi. Quindi bisogna avere delle regole vincolanti, che ci sono, rispettarle. L'OMS non è il poliziotto della salute del mondo, non può esserlo, non ne ha i mezzi e ha un finanziamento che mediamente è inferiore a quello di un ospedale americano. Quindi, cioè, un budget annuale dell'OMS è intorno ai 2,5 miliardi, quindi, come dire, una agenda enorme sanitaria di tutte le questioni sanitarie, 194 paesi, sfido qualunque organizzazione a funzionare. Tuttavia, se c'è una realtà che in questi 20 mesi ha portato mascherine là dove non c'erano, ha fatto il training degli infermieri, ha cercato di sopperire con tutte le esigenze basilari che esistevano e che ancora esistono in molti paesi, è stata l'OMS. Quindi stiamo attenti, facciamo critiche, giustamente sono la prima, e sulla vicenda di Zambon c'è una concomitanza di un caso tipicamente italiano, cioè tutta la vicenda dell'ex direttore della prevenzione che è stato mandato, è diventato vice direttore dell'OMS, è stato mandato in Italia, cosa che non si fa mai. Non si manda mai una persona della stessa nazionalità di quel paese in un paese, proprio perché ci potrebbero essere conflitti di interesse che sono venuti fuori. E poi c'è tutta la vicenda cinese, che rende effettivamente quel box tremendo su cui secondo me poi alla fine si è giocata la vera partita del primo rapporto paese su Covid, che l'OMS ha ritirato dopo 24 ore, dimostrando di non far valere la propria, diciamo, autorevolezza. Ma da qui a essere un funzionario dell'OMS che ritiene che l'agenzia sia indipendente tout court, che cosa vuol dire indipendente, no? Diciamo, è un po' naive e insomma bisogna essere un po' più realistici, ma nell'ottica proprio di questo realismo anche chiedere un'organizzazione mondiale della sanità che il mondo merita e del quale il mondo ha bisogno. No, c'era anche un'ultima domanda, se qualcuno voleva la domanda di Filippo sulla... ma insomma credo si sia abbastanza capito. Comunque purtroppo sarà digitalizzazione. Abbiamo speso 8 miliardi per 20 anni di guerra in Afghanistan. Se tu guardi il PNRR vedi che sulla sanità purtroppo c'è qualche contentino, ma c'è una visione molto poco centrata sul pubblico, molto ambigua, molto centrata sulla digitalizzazione, che francamente è una strategia, ma noi non possiamo pensare di risolvere la complessità dei problemi della salute pubblica, delle sfide sanitarie del futuro attraverso il solo ricorso alla digitalizzazione, che è un problema di governance rispetto al quale l'OMS è veramente, come dire, uno splendore di organizzazione, visto che la digitalizzazione sta in capo a degli attori privati che non controlla assolutamente nessuno. Quindi purtroppo quello che si propone è la continua idea che il pubblico da solo non ce la fa, deve lavorare con il privato, essendo al privato latentemente assoggettato. Questo è il grande problema che ci troveremo anche per il futuro. Io direi di ringraziare tanto i nostri relatori. Questa sera abbiamo parlato di pandemia in un modo che non succede in televisione. Vero? Siete d'accordo? Ecco, è chiaro che non ci hanno dato soluzioni, magari andiamo a casa con altri problemi,
con altri pensieri, però io credo con le idee un pochino più chiare su quello che è il periodo che stiamo vivendo, e anche questo ci può aiutare proprio in questa ripartenza che comunque c'è a trovare delle soluzioni migliori. Buonasera e grazie a tutti per la grande partecipazione. Grazie ancora ai nostri ospiti e ringraziamo anche voi di essere venuti. Vi ricordo che il ristorante può ancora fornire panini e da bere, se volete appunto ancora